Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. In fondo, se ci pensate, è solo una questione di prospettiva. Pensateci, ma qual è il vero spazio del futuro? Dove bisogna guardare? Cosa bisogna studiare? Cosa bisogna osservare? Lo spazio più famoso, ovviamente, è quello che si trova sopra le nostre teste. È quello che ci fa sognare, è quello che ci fa emozionare, è quello che ci fa viaggiare nel futuro. Ma accanto allo spazio celeste e celestiale c'è un altro importante che costituisce un grande motore dell'innovazione del futuro. E quello spazio è quello che si trova sotto la superficie della nostra conoscenza. Il mare, con i suoi fondali, i suoi misteri, le sue magie, le sue infinite opportunità. Lo spazio che diventerà sempre di più parte importante delle nostre vite, delle nostre esperienze, delle nostre economie, dei nostri interessi, è lo spazio che si trova più o meno 20.000 leghe sotto i mari. Ed è uno spazio che improvvisamente, come per magia, è lì di fronte ai nostri sguardi, dopo essere stato a lungo solo di fronte ai nostri occhi. Sono Claudio Cerasa, direttore del Foglio, e questa è La Velocità del Cambiamento, un podcast realizzato in esclusiva per Intesa San Paolo On Air. I fondali marini sono finiti al centro delle cronache in questo 2024 in un momento particolare che ha coinciso con l'apertura di una finestra sul nostro presente e sul nostro futuro. È successo tutto intorno a marzo, quando nei fondali del Mar Rosso, la striscia di mare del Medio Oriente che bagna l'Africa nord-orientale e la penisola araba sud-occidentale, è successo il finimondo, quando i terroristi degli Houthi, dopo aver iniziato ad attaccare per questioni geopolitiche, culturali, religiose, identitarie le navi commerciali occidentali dirette verso il canale di Suez, hanno preso di mira anche i cavi sottomarini. I cavi presenti in quell'area sono particolarmente importanti e in quelle ore i fornitori di servizi internet dovettero reindirizzare circa un quarto del traffico tra Asia, Europa e Medio Oriente, a causa di una serie di danni riscontrati lungo 4 dei 16 cavi posati sul fondale. È stato in quel momento che tutto è diventato più chiaro ed è stato in quel momento che anche per i più distratti è diventato evidente che concentrarsi su quello che si vede per capire il mondo in cui ci troviamo non basta più. Occorre fare un passo in avanti, anzi un passo sotto la superficie del mare per ragionare su quello che non si vede, su quello che non affiora, su quello che ormai da anni si muove sotto la superficie dei conflitti conosciuti. Già, ma esattamente si dirà di che cosa stiamo parlando? I dati sono incredibili. Prendete appunti. Il 90% delle merci mondiali già oggi viaggia via mare. E viaggia via mare perché il mare è il mezzo di comunicazione più efficiente, conveniente e meno inquinante. Meno inquinante, sì. Il traffico via mare inquina 5 volte meno del traffico su strada e 3 volte meno del traffico su rotaia. Dunque, lo avete capito, il mare per il commercio è centrale e più il mare diventerà centrale e più trafficato e più tutto ciò che si trova sotto il mare diventerà centrale anche nelle nostre vite. Altri dati così, per gradire, il 98% delle comunicazioni mondiali viaggia attraverso dorsali sottomarine e questo significa che ci sono 1,2 milioni di chilometri di cavi sottomarini in tutto il mondo che devono essere monitorati, ispezionati e mantenuti. E ancora, secondo il World Economic Forum, il 50% del cibo del prossimo secolo proverrà dal mare.
l'80% della popolazione mondiale poi vive entro 200 km dalla costa, dunque dal mare. E questo è ancora più vero per l'Italia, dove il 30% della popolazione italiana vive entro 300 metri dalla costa. Il Mediterraneo, il nostro mare, il Mare Nostrum, rappresenta solo l'1% della superficie mondiale acqua, ma è attraversato dal 20% del traffico marittimo mondiale, che arriverà al 25% in 5 anni, dal 16% del traffico internet mondiale, ed è un mare che collega 3 continenti, 3 culture, 3 confessioni religiose. Ragionare sul mondo che esiste sotto la superficie dei nostri mari significa capire qualcosa in più sul nostro presente, ovvio, ma significa capire qualcosa in più anche su quella che potrebbe essere la guerra ibrida del futuro. E capire la guerra del futuro significa comprendere che sotto le nostre navi ci sono cavi importanti che possono essere aggrediti anche senza dover mettere in moto battaglioni militari. Dunque, che fare? Il primo grande investimento che i giganti del mondo faranno nei prossimi anni è quello legato alle cosiddette docking station, le stazioni da attracco nel mare che dovranno essere sempre di più trasformate in centri di difesa attiva e passiva. Nel 2023, per capirci, il budget globale della difesa è stato pari a 2,34 triliardi di dollari, più 14,6% di aumento in termini nominali rispetto al 2022, e di questi 150 miliardi sono stati investiti nel settore navale militare. Investimenti importanti andranno fatti e verranno fatti anche in altri nodi strategici del mondo. Quali? Semplice. Gli esperti militari individuano alcuni centri nevralgici su cui varrà la pena concentrarsi nel futuro per capire quanto il mondo subacqueo potrà influenzare il mondo non subacqueo. Pensiamo al canale di Panama, pensiamo allo stretto di Malacca in Indonesia, pensiamo allo stretto di Hormuz nella penisola arabica, pensiamo agli stretti turchi, pensiamo al canale di Suez, pensiamo al Bab el Mandeb al sud del Mar Rosso. Gli interessi per il mondo sottomarino sono così caldi e così centrali da aver innescato tensioni diplomatiche anche tra paesi amici. Un caso clamoroso è quello che si è verificato il 15 settembre del 2021, quando 3 grandi stati, l'Australia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, hanno annunciato un patto di sicurezza trilaterale. Senso del patto? Aiutare l'Australia a sviluppare e dispiegare sottomarini a propulsione nucleare nella regione del Pacifico. L'accordo ha una gittata ampia, riguarda settori chiave come l'intelligenza artificiale, la guerra informatica, la capacità di attacco a lungo raggio e comprende anche una serie di attività non ancora esplicitate che hanno a che fare con l'infrastruttura della difesa nucleare. Aumentare la presenza delle democrazie liberali nel Pacifico significa naturalmente provare a contrastare l'influenza della Repubblica Popolare Cinese nella stessa regione. E non ci vuole molto a capire perché l'accordo sottomarino tra i 3 paesi abbia innescato tensioni internazionali, sia da parte dei paesi che si sono ritrovati attenzionati dal patto, sia da parte di quelli che si sono ritrovati esclusi. Il programma AUKUS, così si chiama sui sottomarini, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, è nato sotto una tipica mentalità da guerra fredda che stimolerà solo una corsa agli armamenti, saboterà il sistema internazionale di non proliferazione nucleare e danneggerà la pace e la stabilità regionali. Il 17 settembre 2021, come qualcuno forse ricorderà, a proposito di paesi esclusi, ecco la bomba. La Francia sceglie di richiamare i suoi ambasciatori dall'Australia e dagli Stati Uniti. Ragione della polemica? Facile. L'Australia, a sorpresa, aveva cancellato un accordo con la Francia da 90 miliardi di dollari, accordo che era stato sottoscritto con una società francese, la Naval Group. Nel corso del tempo, le relazioni tra i paesi, dopo il caso AUKUS, torneranno a essere più serene, ovviamente, ma la ferita è rimasta aperta e la Francia, unico paese europeo ad avere l'arma nucleare, tornerà con ogni probabilità a farsi sentire per cercare di giocare un ruolo nel Pacifico, insieme con i grandi del mondo.
Il tema dell'underwater, così si chiama, è di grande interesse però non solo per questioni legate al mondo militare, al mondo della sicurezza, ma anche per questioni legate agli affari. Ecco un dato ulteriore che dovreste tenere a mente. A oggi solo il 5% dei fondali mondiali è stato esplorato. Ripeto, solo il 5%. I temi importanti qui sono due. Il primo ha a che fare con un mondo che è l'equivalente della vecchia corsa all'oro, la ricerca delle terre rare. Le terre rare, lo sapete, sono elementi chimici presenti in alcuni minerali speciali, difficili da identificare e difficili da ricavare attraverso l'estrazione e la lavorazione del minerale puro. Questi minerali, forse l'avete sentito, sono fondamentali nel mondo contemporaneo. Lo sono per l'economia rinnovabile, per quella militare, per quella aerospaziale, per quella che riguarda il commercio delle auto elettriche, per tutto ciò che riguarda anche i microchip che si trovano dietro gli smartphone. Possono servire le terre rare nel settore elettrico, ibrido, dell'automotive, nel settore delle batterie ricaricabili, nel settore delle turbine eoliche, nel settore della costruzione dei motori elettrici, nella creazione di dispositivi elettronici di ultima generazione, nel settore medico, petrolchimico, della difesa, nel rinnovabile e così via. La particolarità delle terre rare è anche legata a un'importante sfida geopolitica che si nasconde dietro questa partita. Il paese che esporta nel mondo la quota più importante di terre rare è, neanche a dirlo, la Cina, che con una produzione annua mondiale di circa 130.000 tonnellate detiene il 37% delle riserve mondiali. Il cortocircuito è evidente: i paesi che vogliono lavorare sulle nuove tecnologie e che vogliono investire in energia rinnovabile per essere meno dipendenti dalle fonti energetiche meno pulite hanno bisogno di terre rare. Come si fa però ad avere le terre rare senza passare dai paesi meno democratici? Sott'acqua potrebbe esserci una risposta a questa domanda. I fondali marini hanno terre rare, ospitano noduli polimetallici ricchi di nichel, cobalto, rame e manganese. E le sorgenti idrotermali che sono in queste parti del mondo creano depositi di solfuri che contengono metalli molto ricercati come argento, oro, rame, manganese, cobalto e zinco. I noduli polimetallici si trovano in un punto preciso dei fondali, in quelli oceanici a una profondità compresa da 3.000 e 6.000 metri. I noduli si presentano come sfere schiacciate, con un diametro compreso in media tra 5 e 10 cm, simili a patate nere. Dentro i noduli polimetallici vi sono alte concentrazioni di metalli come nickel, cobalto, manganese, rame e ferro. Si sono formati queste terre rare nel corso di milioni di anni, a seguito del progressivo deposito dei metalli disciolti nell'acqua. Ma non è finita qui. I fondali marini e soprattutto quelli oceanici sono una fonte di ricerca scientifica da sballo. Ci si chiederà, arrivati a questo punto del ragionamento, quale può essere una stima attendibile del giro di affari che potrebbe essere messo in moto dall'economia sottomarina. La Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo sostiene che le attività economiche legate al mondo sottomarino abbiano una portata clamorosa, tra i 3 e i 6 trilioni di dollari. Molte industrie basate sull'oceano, come l'eolico offshore e il turismo crocieristico, stanno crescendo più velocemente dell'economia globale e in molti casi in modo esponenziale, in quella che è stata definita una accelerazione blu. Secondo i dati prepandemici, nel 2018 le 100 maggiori aziende dell'economia blu, in termini di fatturato, hanno guadagnato circa il 60% di tutti i ricavi da attività legate all'oceano. In termini reali, ciò equivale a circa 1,1 trilioni di dollari. Ma tutto questo non basta. Nelle aree dei fondali oceanici, dove abbondano i giacimenti minerari, vi sono anche un'enorme varietà di organismi in grado di vivere in condizioni estreme, con temperature molto basse, pressioni molto elevate e in assenza di luce. Il censimento delle specie viventi più famoso mai realizzato nei fondali oceanici è quello fatto nella Clarion-Clipperton Zone, un'area del fondale dell'Oceano Pacifico che comprende oltre 5.000 specie animali finora completamente sconosciute. E l'interesse degli scienziati è facile da comprendere. Qui, in queste zone, vi sono specie marine che vivono in assenza di luce, che si sviluppano grazie a processi chimici che hanno come base non l'ossigeno ma il metano e che così facendo possono aiutare gli studiosi a capire se vi è una qualche possibilità che questo meccanismo vitale possa essere stato simile a quello che vi era inizialmente sulla Terra, quando non vi era
sufficiente ossigeno per vivere. Nel futuro delle nostre economie c'è l'origine della vita. Niente male, no? Vi ringrazio per averci ascoltato e vi do appuntamento al prossimo episodio della Velocità del Cambiamento, sempre su Intesa San Paolo On Air. Alla prossima puntata, grazie! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.